giornata dei campionati italiani di prove multiple indoor ha incoronato nuovamente la vicentina Ottavia Cestonaro, che a Padova ha dominato il pentathlon realizzando 4.060 punti, nuovo primato personale e prestazione tecnica di notevole valore che potrebbe valerle l'accesso agli europei. Per la 22enne vicentina è il terzo titolo italiano assoluto vinto in carriera, il secondo consecutivo conquistato nel pentathlon, mentre nel 2015 aveva indossato anche la maglia tricolore nel salto triplo. Per lei ovviamente anche il titolo promesse. Ottavia non era al massimo della condizione a causa di un malessere che l'aveva colpita la notte precedente, ma la sua vittoria non è mai stata in discussione. 8,87 nei 60 ostacoli, 1,75 nell'alto, 11,82 nel peso, 5,98 nel lungo e 2,28,23 negli 800. Sono veramente molto contenta per il titolo italiano assoluto e promesse che ho ottenuto per il secondo anno. E sono contenta di aver ottenuto con la nuova maglia dei carabinieri, perché dopo la riforma appunto noi forestali siamo entrati a far parte di questo nuovo grande e bel gruppo e sono veramente soddisfatta. Il punteggio, devo dire, siamo venuti qua con un obiettivo ed era proprio il numero 4000, essere riusciti a superarlo facendo 4 personali su 5 gare e comunque fino all'ultimo anche nell'800 ci ho creduto, quindi sono veramente contenta. Io ho sempre fatto le prove multiple fin da piccola perché mio papà allenatore crede molto nella multilateralità e quindi ha evitato di specializzarmi troppo presto, e le prove multiple comunque fanno parte di me perché io faccio una preparazione molto globale e varia. Abbiamo provato a farle un po' meglio quest'anno e adesso vediamo, insomma, potremo farci un pensierino. Sicuramente ci vuole del tempo per prepararle bene e questo, ecco, sicuramente lo sanno tutti. L'800 l'abbiamo fatto anche con l'aiuto delle mie compagne di squadra dell'Atletica Vicentina, Gloria Golin e Beatrice Fiorese, un grosso lavoro di squadra e devo ringraziarle per questo. Sul secondo gradino del podio è salita un'altra under 23 vicentina, Beatrice Fiorese, che ha totalizzato 3.699 punti. Quest'anno mi sono buttata nelle prove multiple perché, avendo fatto un anno di concentrata sul salto in lungo, volevo un attimo spaziare, quindi secondo me le prove multiple comunque servono per crescere e ti preparano a livello in un modo molto omogeneo, quindi le ho preparate per questo e le uso un po' per divertirmi. Mi sono sempre piaciute e sono contenta di averle preparate anche bene quest'anno e anche appunto del risultato. Al quarto posto assoluto e campionessa d'Italia junior, ecco Gloria Gollin, altra rappresentante di Atletica Vicentina che ha totalizzato 3.570 punti. Sono molto contenta perché non me l'aspettavo, non sono partita come speravo perché sapevo di valere di più in alcune gare, però sono comunque contenta perché ho fatto dei risultati che non facevo da tempo. Risultati straripanti per gli atleti veneti che nella 2 giorni hanno fatto man bassa di medaglie. Ad esempio, fra le allieve è emersa Veronica Zanon della Visabano Argento con 3.368 punti. Ho fatto l'esordio in queste prove multiple da allieva, essendo al primo anno categoria, e è stata una bella gara. Sono riuscita a fare il personale nel salto in alto e ho migliorato di 13 centimetri. Ho fatto delle gare insomma in complesso discrete, a parte il peso che comunque è da migliorare. Devo dire che il Veneto nelle prove multiple ha una tradizione molto importante e la sta confermando anche, stanno anche migliorando, quindi un grande applauso al Veneto per quanto sta dando alle prove multiple italiane. Da tenere in considerazione è sicuramente l'opportunità di vantare in Veneto un impianto di atletica indoor come quello di Padova, che prolunga la stagione e aumenta la qualità degli atleti del territorio. Abbiamo la possibilità, mi metto dentro anch'io che faccio ancora attività, di fare attività qua al caldo durante tutto l'inverno, e come comitato organizziamo meeting sia il sabato che la domenica, dal primo weekend di gennaio all'ultimo di febbraio e volendo anche in marzo gli anni scorsi. La seconda giornata di gare regala altri 2 titoli ad atleti veneti.
Fra le promesse brilla Jacopo Zanatta, che salirà sul secondo gradino del podio anche fra gli assoluti. È suo il titolo italiano promesse e il nuovo record veneto di categoria con 5.438 punti. Beh, sicuramente posso dirsi soddisfattissimo, anche perché non era così scontata la vittoria sicuramente, perché non posso dire rivale, il mio compagno di squadra Luca Dell'Acqua è un grande avversario e si è battuto fino alla fine. Magari qualche gara non mi è andata come speravo, però nel complesso sono sicuramente soddisfattissimo. Ora voglio lavorare al meglio per le prove multiple per il Decathlon e niente, puntiamo sempre al massimo. Campione italiano fra gli assoluti con 5.760 punti, un non troppo soddisfatto Cairoli, al terzo titolo tricolore nell'Heptathlon. Ci sono stati tanti miglioramenti, un 2.10 nell'alto che mancava da anni, cioè sapevo di valerli ma mancava da anni, e un po' di rammarico soprattutto nel 1000 finale, mi sono venuti dei crampi, avrei dovuto chiudere in 2.39 per andare sopra i 5.008 e ho chiuso in 2.42, anche se la volontà era quella di fare 2.36, 2.34 per poter provare a strappare una buona posizione per i campionati europei. Vedremo, cerchiamo un altro heptathlon e vediamo di dare il massimo anche lì. Un altro atleta veneto che ha deliziato se stesso e il pubblico è l'allievo Francesco Ruzza, rientrante dopo un lungo infortunio, che nell'alto torna a superare i 2 metri, laureandosi campione italiano allievi con 3.636 punti. È stata bellissima, mi sono veramente divertito in tutta la giornata. Gli ostacoli li ho fatti un po' così di sicurezza per finirli più che altro, e poi mi sono veramente goduto tutte le gare. È stato bellissimo tornare a far salto in alto dopo l'infortunio dell'anno scorso, tornare sopra i 2 metri, quasi non ci credevo, fare i 1000, fare il personale di quasi 20 secondi, veramente stupendo. In occasione degli italiani di prove multiple, i vertici federali triveneti assieme al direttore tecnico nazionale Baldini si sono ritrovati per intraprendere un percorso organizzativo parallelo in vista del prossimo quadriennio. Ben venga questo bellissimo progetto che può essere da traino a tutto il resto d'Italia, visto che qui parliamo di regioni virtuose e mi piacerebbe che anche regioni meno virtuose si mettessero insieme a lavorare, perché poi l'unione fa la forza, in quanto ognuno magari eccelle in qualche settore ed è un po' più in difficoltà in altri settori. E speriamo di poter fare qualche cosa di buono, il gruppo è coeso, siamo tutti uniti e quindi dobbiamo solo riuscire a mettere in atto quello che ci proponiamo.